deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Ho deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Voglio diventare un cittadino modello, solo l'essenziale eliminando il superfluo. Decido di iniziare dalle piccole cose per fare con il tempo opere più virtuose. Provo a sensibilizzare i miei amici e i parenti col passaparola sugli scompartimenti da usare, in modo che i rifiuti non invadano le strade. Ho deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Ho deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Voglio diventare un cittadino, sono diventato un cittadino modello. Bottiglie e buste in plastica ma non il ragù, le dovrai buttare nel cassonetto blu, mentre tutto ciò che non puoi riciclare nel cassonetto verde tu lo dovrai gettare, in modo che i rifiuti non invadano le strade. Ho deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Ho deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno... Come mai si è riempito tutta questa mondizia? Perché c'è leggermente un casino di immondizia. La pulizia viene fatta, però guarda caso oggi abbiamo trovato un bel po' di immondizia. Rifiuti speciali ci sono pure? Sì, abbiamo trovato riserve di olio, scatole in lattina, tubi in ferro, tubi in acciaio, tutto e di più. Dalle cicche di sigarette ai rifiuti speciali in assoluto. Vediamo, farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Ho deciso che farò la raccolta differenziata, perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. E che Pensa dei ragazzi che stanno pulendo adesso. fare una cosa buona, senza pagare, ma porra l'armuto. È giusto che senza pagare. Signora Carmela, mi dica cosa ne pensa di questa giornata? Basta un po' di buona volontà e il paese migliora. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my sherry, my sherry. Siamo qui con una volontaria, Esther Carrubba. Salve a tutti. Ti vogliamo fare una domanda. Come procede la giornata ecologica? Secondo il tuo punto di vista? Dal punto di vista del movimento procede molto bene, dal punto di vista del paese, parlo come persone, un po' meno, visto che i volontari siamo tutti noi, quelli del movimento, e nessuno è sceso dalle macchine o comunque dalle case, nonostante ci hanno visto, a prendere una scopa e andare a pulire, non dico tanto, ma almeno davanti a casa loro. E purtroppo ancora la mentalità di esiti di volontariato non c'è e speriamo che la seconda giornata ecologica, che penso faremo, andrà. Salve a tutti, ora intervistiamo a Giuseppe Colianni, che ricordo che è un siracusano ma è componente del movimento giovanile e ha partecipato con noi come volontario nella giornata ecologica. Buonasera. Allora, cosa ti è sembrata di questa prima giornata ecologica del movimento? Beh, devo dire che la giornata è stata abbastanza movimentata, ci ha visti partecipi di questo bellissimo movimento, atto alla pulizia di questo bel paese. Ragazzi, chi vorrebbe un paese così ben pulito, così
splendente. Io sono il primo perché in questo momento sono per la natura, per l'igiene, per la pulizia, quindi viva il movimento, sono molto felice di fare parte. Vai. Ora passiamo all'intervista del presidente del Movimento Giovanile per la Rinascita di Trieste, Vincenzo Bognanni. Allora, Vincenzo, secondo te come si è conclusa questa prima giornata ecologica? Allora, si è conclusa in maniera soddisfacente. Sono soddisfatto di tutti i ragazzi del movimento che hanno contribuito in questa iniziativa e nel lavoro che abbiamo svolto durante tutta l'attività e durante tutto il pomeriggio. Posso dire che abbiamo tanto lavorato in merito a quello che abbiamo trovato, sia nelle strade, che riguarda sia la plastica, sia i rifiuti speciali, che le cicche di sigarette. Quello che vogliamo fare noi era appunto sensibilizzare la gente e credo che ci siamo riusciti, anche se abbiamo avuto poca affluenza di cittadini, però ci possiamo ritenere soddisfatti. Però questo non ci farà fermare, noi continueremo con le nostre attività e ci muoveremo con uno spirito ancora migliore, perché noi vogliamo cambiare le idee e i pensieri della gente, dei cittadini di Riesi. Quindi secondo te qual è il lato negativo di questa giornata? Il lato negativo può essere riscontrato soprattutto per il fattore che c'è stata poca partecipazione dei cittadini. Però questo appunto, come dicevo prima, non ci deve fermare, non ci deve bloccare. Noi siamo giovani e come tali dobbiamo pensare sia al presente che al futuro. Il nostro presente siamo noi e il futuro saremo ancora noi. Quindi vogliamo portare alla luce Riesi, vogliamo farla rialzare, perché il nostro movimento appunto riguarda la rinascita di Riesi e noi vogliamo farla rinascere. Posso fare un intervento? Più che altro non si è capito il senso della giornata ecologica, perché non siamo operatori ecologici, il fatto è comunque quello di sensibilizzare i cittadini alla pulizia, no? A tenere pulito l'ambiente.